Pagherò personalmente i costi per il rientro in patria della salma del mio operaio e per i funerali di Andrei. Raggiunto al telefono nel giorno del suo compleanno, forse più triste, l'imprenditore Remo Mosole ci ha riferito che Micaela, la giovanissima vedova del 31enne morto lunedì pomeriggio in cava sepolto da un cumulo di ghiaia, vuole riportare il marito in Moldavia e Mosole si è subito detto pronto a far fronte alle spese perché Andrei Perepuini, ha ripetuto più volte in queste ore, era, come tutti i suoi dipendenti, come uno di famiglia, come un figlio, ma i sindacati lo richiamano alle sue responsabilità. Io un figlio lo tratto in un altro modo, scusi perché io capisco anche l'emozione, il momento in cui tutti siamo stati trasportati dalla vicenda, però i miei figli non gli do un macchinario, un'auto vecchia da guidare, gli faccio la manutenzione, gli faccio la revisione, questo è quello che noi abbiamo bisogno. Quindi regole certe che vincoli tutti quanti. Il segretario della CISL di Treviso e Belluno ribadisce la necessità di inasprire le pene per le morti sul lavoro. Se da una parte ci sono gli omicidi, c'è il reato di omicidio stradale, ci domandiamo perché non possa essere istituito un reato di omicidio sul lavoro. Questo non perché, lo dicevo anche in altre sedi, vogliamo essere giustizialisti, ma ci deve essere un segnale chiaro da parte della comunità e del paese in una direzione che è quella di penalizzare chi non rispetta le norme sul lavoro. Mosole, che al pari del responsabile sicurezza dell'azienda potrebbe venire in queste ore iscritto nel registro degli indagati per omicidio colposo dalla Procura di Treviso, che all'indomani dell'infortunio mortale ha aperto un fascicolo. Entro la fine della settimana dovrebbe essere conferito l'incarico per l'esecuzione dell'autopsia sul corpo dell'operaio, padre di una bambina di neanche 5 anni, sulla cui morte stanno indagando carabinieri, Spisal e polizia mineraria, mentre l'area in cui si è consumato il dramma rimane sotto sequestro.